allevatore di Villanova Franca. Oh, appena ci siamo presentati con Francesco San. Francesco, come mai sei qui anche te? San Francesco Noto Franchilli. Bene. Io sono qui perché stiamo da molto protestando e purtroppo sia la regione e tutti a noi ci hanno abbandonato. L'agricoltura e la pastorizia ci hanno messo a culo in terra, le aziende non c'è più niente. Prima avevo 3 o 4 operai, adesso non riesco a averne uno. Io quello che prendo e acquisto per il bestiame, per tutto, è oro. Quello che vendiamo è lettame. Non possiamo più andare con le promesse avanti. Bisogna dare una svolta che noi dobbiamo mangiare. Le aziende ce le abbiamo fatte con sudore e adesso le stiamo perdendo le aziende. Non possiamo vivere col prezzo del latte così. Una bottiglia d'acqua costa di più di un litro di latte. È una vergogna per la regione sarda e per tutta la Sardegna che questo settore mangiano quasi tutti. Certo. Bisogna dare almeno tanto di poter vivere e di poter mangiare, perché non è possibile andare avanti così i pastori. I pastori non ci vedono più, siamo stanchi di aspettare. Uno dopo che è morto non fa curarlo, l'azienda dopo che l'ha persa non ce l'ha più. Certo, condivido, sono d'accordo con te, allora in bocca al lupo e speriamo che il lupo crepi. Il lupo.